Buonasera e ben ritrovati sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel. Friulandia riparte, la Lega Calcio Friuli Colinare e l'Oxen rimettono in pista questa trasmissione per dare spazio a quelle che sono le attività amatoriali della regione Friuli Venezia Giulia. Per fare questo abbiamo ormai come consuetudine, nella prima puntata abbiamo il presidente della Lega Calcio Friuli Colinare, Corrado Lunetta. Da poco rieletto Corrado, no? Sì, certo. E quindi diciamo ancora carico, no? Per gli obiettivi che ti sei posto. A proposito di obiettivi, nell'assemblea elettiva quali sono tra virgolette, le promesse che tu hai fatto agli associati? Beh, le promesse fatte agli associati sono quelle che riguardano comunque senz'altro una costanza nell'attività e nell'interesse, nel curare gli interessi di tutti, nel far sì che questa associazione sotto tutti i profili, non solo specifici ma anche relativi ai progetti che ormai da anni ci distinguono, raggiunga appunto quegli obiettivi e senz'altro l'impegno di già è stato assunto e viene mandato avanti con il massimo delle energie e il massimo delle forze. Diciamo pure che tutti i settori sono sempre sotto l'attenzione di tutti, l'informatica, l'attività, il settore arbitrale e il settore amministrativo, curiamo al massimo cercando di non tralasciare niente. Senti, invece in tutti questi anni che tu sei stato presidente della Lega Calcio, hai mai avuto diciamo così, modo di confrontarti ideologicamente con altre realtà o con altre federazioni? No, diciamo pure che non sono mai riuscito a confrontarmi con le altre federazioni con le modalità che avrei desiderato io. Sono stati sempre degli incontri molto veloci, ma anche in occasioni particolari dove erano anche appunto non programmati, di conseguenza niente. L'unica cosa, ma è al nostro interno, parlo a livello di XEN, quello si è servito per poter tastare le esperienze sugli altri territori. A proposito di territori, la Lega Calcio diciamo, è considerata un modello anche a livello Italia e a livello nazionale organizza diciamo, i campionati di calcio nazionale con un referente poi friulano che è Giampaolo Bertoli. Sì. Come si sta sviluppando questa integrazione tra diciamo, il concetto che esprime la Lega Calcio Colinare e gli altri territori che magari non sono abituati ad avere un'organizzazione di questo tipo? Ma penso che anche alla luce dei risultati che abbiamo avuto quest'anno nelle finali nazionali di Cervia Cesena e con il conseguente incremento delle squadre, abbiamo avuto innanzitutto la possibilità di interloquire con altri personaggi dediti al calcio e di conseguenza hanno recuperato quelle che erano un attimino i nostri suggerimenti relativi alla struttura, relativi all'organizzazione, per cui crediamo anche che coloro i quali hanno avuto modo appunto di scambiare con noi queste idee abbiano la possibilità sul loro territorio di metterle in atto e perseguire alcune modalità che ci porteranno senz'altro ad avere un'organizzazione migliore e chiamiamo così degli operatori più attivi su tutto il territorio nazionale. Senti, quali sono state le battaglie diciamo, di politica sportiva che vi hanno poi convinto a proseguire su questa strada, non solo a livello regionale ma poi anche a livello nazionale? Beh, politica sportiva, noi non possiamo non dimenticare che prima che fossi io il responsabile abbiamo sempre dato molta importanza a quello che era senz'altro il vincolo, è stata una delle nostre battaglie che abbiamo sempre perorato e portato avanti.
La lealtà sportiva è un altro di quegli obiettivi che noi altri continuiamo a perseguire, fair play di conseguenza. Sappiamo bene che la strada è lunga, è molto difficile, specialmente in un periodo come questo, che per ragioni che ancora non siamo riusciti a comprendere, ma questo non vale solamente nel nostro campionato, ma vale per tutto il mondo dello sport e calcio a livello mondiale, abbiamo delle grosse difficoltà appunto a recepire le motivazioni che portano sia i tesserati, sia diciamo pure gli amatori di questo sport ad avere degli atteggiamenti estremamente negativi. Tu parlavi di fair play prima, la Lega Calcio Certo. Collinare con le sue norme diciamo, mette in risalto questo tipo di situazioni, Certo. a testimonianza sono le promozioni e le retrocessioni che vengono decise in base anche alla Coppa Disciplina. Ritieni che questo movimento debba basarsi su queste fondamenta, quindi bisogna continuare su questa strada? Sì, assolutamente, e anche rispetto a quello che dicevo un attimo fa dobbiamo continuare, non possiamo permettere che la violenza dilaghi ancora, non possiamo permettere che ci siano atteggiamenti estremamente in campo, specialmente nel nostro appunto amatoriale, ma al massimo dobbiamo fare di tutto per riuscire a portare alla ragione, fra virgolette, tutti i frequentatori e tutti gli attivi in questo settore. Presidente, parliamo un po' di attività. Il campionato amatori di calcio a 5 sta crescendo, un po' meno il campionato Friuli Collinare di calcio a 5 che pare rimasto statico, diciamo, no? Parliamo sempre di numeri naturalmente. Sì, certo. Qual è la tua opinione? Secondo te perché c'è una crescita da una parte e si è fermato un po' dall'altra, pur rimanendo con numeri estremamente alti, perché il totale comunque siamo su 100-110 squadre, quindi è chiaro che è un totale di tutto rispetto. Volevo appunto premettere che innanzitutto rispetto a quelle che sono le situazioni di disagio attuali, rispetto alla crisi, rispetto alla mancanza di lavoro, diciamo pure, che investe tutto il mondo, avrei pensato senz'altro che diverse compagini non avessero più la possibilità di partecipare al nostro campionato. Questo praticamente non è successo, per cui portare avanti una modalità con questa tipologia è senz'altro stato molto importante. Per quello che riguarda, come dicevi te, le peculiarità degli amatori rispetto al calcio 5 normale, credo che più che altro sia solamente un travaso di forze da una parte all'altra, non ci siano delle ragioni particolari, o perlomeno ancora, che comunque è un fenomeno che stiamo anche valutando, non siamo riusciti a recuperare andati in profondità per recepire qual è il messaggio di questo tipo che ci è arrivato. Bene, abbiamo parlato di calcio a 5, a questo punto lanciamo un servizio sul calcio 5 che si è giocato alla Bombonera, via col servizio. Mister Vincenzo Radina, Barerica, finita la partita, impressioni del match? Niente, è andata male, abbiamo perso di brutto, però ci sta insomma contro una squadra molto forte come l'Electrotech. I prossimi impegni di campionato e come vorreste che vada il campionato? Ma noi puntiamo una salvezza tranquilla, siamo partiti un po' a rilento, però speriamo di rifarci adesso andando avanti. Finita la partita, mister Platta Matteo dell'Electrotech, com'è andata la partita? Ce la racconti un attimo? La partita è stata dominata fino alle battute iniziali, è arrivata la prima vittoria stagionale e siamo tutti contenti. Quali sono gli obiettivi di squadra e anche personali magari? Beh, sicuramente rivincere il campionato, ma sarà più difficile ripetersi, ecco, diciamo. Però alla fine cercheremo di provarci fino in fondo. Prossimo impegno? È venerdì a Sutrio contro Mister Zoncolan. Rieccoci in studio e niente Corrado, una delle novità di quest'anno è l'introduzione nel nostro campionato della possibilità di far giocare anche le donne assieme ai maschi. Come è nata questa idea o questa spinta, diciamo, che ha permesso questa cosa che è innovativa da un punto di vista dello sport amatoriale? Sì, l'input ci è giunto per la prima volta l'anno scorso da una squadra che chiedeva di avere la possibilità di schierare una ragazza
in campionato. In quel momento, ovviamente un po' spiazzati, ma comunque anche perché era il campionato in corso, eccetera, eccetera, abbiamo valutato in consiglio direttivo questa particolarità, questa richiesta, e avevamo stabilito, per come d'altronde poi abbiamo fatto, di utilizzare la Coppa Friuli come sperimentazione. Noi la Coppa Friuli adesso, così inciso, la utilizziamo realmente per sperimentare alcune novità, anche per recepire quali sono le possibilità di attuarle o no. Allora, detto questo, quest'anno non è solamente una ragazza, ma addirittura 2 che sono nelle liste di 2 squadre, per cui è un avvenimento senz'altro che ci fa piacere e sono curioso di poter assistere anche in modo diretto per vederle operare sui campi. Senti, parliamo invece di defibrillatori. C'è una norma che ancora, diciamo, non è chiara, perché c'è un decreto fatto in settembre che deve passare ancora come legge, per cui c'è ancora un po' di notizie fumose in questo senso. La Lega Calcio invece comunque si sta preparando per formare più che altro, diciamo, i tesserati all'utilizzo di queste apparecchiature. Ci puoi dire qualcosa rispetto a questa novità? Sì, tutto praticamente nacque ancora prima purtroppo della dipartita di Morosini, e anche perché noi altri nel nostro campionato abbiamo avuto un evento simile. Abbiamo cominciato ad incontrare dei personaggi con i quali abbiamo instaurato un rapporto di un certo tipo, faccio il nome del dottor Tuniz per iniziare, dove abbiamo preventivato che, essendo l'arbitro un personaggio che praticamente non poteva non esserci su un campo di calcio durante una gara, appunto per dirigerla, poteva essere una delle persone che, acquisendo la certificazione per l'utilizzo dei defibrillatori, potesse essere molto utile. E noi abbiamo perorato, diciamo così, quest'idea proprio nel settore arbitrale per iniziare, e al momento abbiamo una quarantina di adesioni per quelli che sono i corsi che dovrebbero cominciare a breve, appena messo appunto un programma con la Croce Rossa e senz'altro col dottor Tuniz, e per quello che ci riguarda anche con i ragazzi che lo frequenteranno. Per quello che riguarda il defibrillatore invece vero e proprio, a parte le verità alle quali tu facevi riferimento in funzione del fatto che ancora non è chiaro, i defibrillatori è un problema che investe le società, investe gli impianti sportivi in genere, per cui sono altri scenari che si aprono, ma non è senz'altro quello che la Lega ancora assolutamente aspettiamo di capire bene senz'altro. Noi ci attiviamo per l'utilizzo e vediamo anche che il defibrillatore, anche dalle notizie che recuperiamo dalla stampa, ha portato, per dire, giovamento a diverse persone incappate in queste negatività sui campi. Perfetto, non dimentichiamo che la Lega Calcio Friuli Collinare fa anche formazione per i corsi di primo soccorso, questo grazie anche alla collaborazione di alcune strutture mediche che ci danno una mano, tra cui possiamo segnalare la Polimedica, senz'altro, per cui ringraziamo anche i dottori della Polimedica che si prestano poi gratuitamente a questo tipo di servizio. Assolutamente. Quindi, ecco, questi corsi partiranno col prossimo anno, per cui questa è anche una notizia che diamo in funzione di chi volesse poi partecipare a questi corsi. Sì. Bene Corrado, il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo chiudere, ti ringraziamo per la tua partecipazione, magari ci risentiremo a metà campionato per tirare un bilancio dell'annata, di come sta andando, e intanto passiamo la parola alla pubblicità. Rieccoci in studio, come vedete abbiamo cambiato l'ospite. Invece di parlare di calcio, questa volta parleremo di qualcosa di costruttivo che serve a tutte le associazioni. Abbiamo come ospite una persona che rappresenta il mondo dei tributaristi, il dottor Giampiero Latorre, che è il presidente provinciale della LAPET di Gorizia. No? Buonasera a voi.
Niente, parliamo un po' da domande che possono servire un po' a tutte le associazioni, no? Tra cui, ad esempio, quando una squadra si affilia all'Oxen, che è il nostro ente di promozione sportiva, che tipo di associazione, e chiede che tipo di associazione costituire, si possono fare dei distingui particolari, cioè ci sono più tipi di associazione, con partita IVA, senza partita IVA, riconosciute, non riconosciute? Sì, esistono diversi tipi di figure associazionistiche. La più semplice, la più usata, la più diffusa in ambito sportivo dilettantistico è l'associazione non riconosciuta. Quando parlo di associazione non riconosciuta mi riferisco esclusivamente al riconoscimento ai fini giuridici, non certo ai fini sportivi, in quanto le associazioni per poter svolgere attività, come tutti sanno, devono essere affiliate o a una federazione o a un ente di promozione, in questo caso l'Oxen, per poi risultare iscritte al CONI. Evidentemente il riconoscimento di carattere giuridico ha un aspetto un momento diverso, le associazioni nascono come associazioni non riconosciute, in varie forme è possibile costituirle, come una scrittura privata registrata, autenticata o addirittura con un atto pubblico, quindi con l'intervento del notaio. La presenza o meno della partita IVA è un momento successivo, quando dal campo civilistico, come eravamo adesso a spiegare, scendiamo nella parte fiscale, il fatto di avere o meno la partita IVA è legato al fatto che l'associazione si finanzi o meno con proventi di natura commerciale. So che nell'ambito amatoriale la maggior parte delle associazioni si autofinanzia, ma in realtà ormai la figura della sponsorizzazione o della pubblicità è molto diffusa. In questo secondo caso è assolutamente necessario avere, oltre al codice fiscale, anche la partita IVA. Quindi per un gruppo di persone che vuole costituire un'associazione per giocare a calcio, per fare karate o qualsiasi cosa, cosa significa nel dettaglio costituire proprio un'associazione? Beh, dal punto di vista sostanziale significa unire degli intenti. Dal punto di vista formale, in realtà, bisogna fare dei passaggi ben precisi. Il Codice Civile detta in particolare quali siano le formule per poter arrivare alla definizione di questi sodalizi, ma si passa attraverso un gruppo di persone, quindi bisogna essere più di uno, quindi almeno due, ma io direi che due è un numero assolutamente inadeguato, due o più persone che non costituiscono un ente che non avrà come scopo principale lo scopo di lucro. Voglio precisare subito che cosa si intende per scopo di lucro. Per scopo di lucro non si intende ricavi 100, costi 90, quindi utile o avanzo attivo pari a 10. Per scopo di lucro, quei 10 si intende la ripartizione fra tutti gli associati, cosa che nel campo delle associazioni è assolutamente proibita. Quindi un'associazione senza scopo di lucro non è assolutamente detto che debba chiudere per forza il proprio rendiconto economico-finanziario in pareggio o in perdita, ben potendo chiuderlo anche con un utile. È evidente che questo utile, per definizione, non può essere suddiviso tra gli associati, né in forma diretta né in forma indiretta. Questa è la norma stessa che lo prevede. Lei prima parlava di piccole sponsorizzazioni, no? Qualche associazione vive anche di queste piccole sponsorizzazioni. Certo. Quali oneri fiscali hanno in questo caso? Dal punto di vista tributario la sponsorizzazione è una forma diffusa oramai anche nell'ambito amatoriale per quanto riguarda il reperimento dei fondi. Scendendo nel dettaglio, la sponsorizzazione è una fonte di ricavi che per definizione di legge è assolutamente commerciale. Quindi nel momento in cui io associazione trovo uno sponsor, cioè un soggetto che è disposto a finanziarmi la mia attività sportiva, dilettantistica e quant'altro, ho un obbligo ben preciso che è quello di certificare il corrispettivo che percepisco da questo soggetto. Quindi ho un obbligo di emissione di fattura, una fattura attiva, in questo caso stiamo parlando di una generica ma sostanziale prestazione di servizi, quindi stiamo parlando di una fattura con un'aliquota IVA ordinaria. In questo momento
dico in questo momento perché non sappiamo cosa succederà da qua in avanti, giustamente, l'aliquota è del 21%. Una volta inquadrata la fattispecie, tengo a precisare una cosa legata anche alla mia oramai consolidata attività professionale. Di solito non è sufficiente per regolarizzare in maniera inappuntabile il rapporto tra associazione sponsorizzata da una parte e ditta sponsor dall'altra. Non è sufficiente un documento singolo, cioè come la fattura. Io do un suggerimento a chi ci ascolta: fate i contratti di sponsorizzazione, anche quelli di modesta entità. Non serve fare dei contratti con 10 pagine di articoli, basta mettere giù le 4 regolette fondamentali ed è sufficiente questo. Questa sponsorizzazione ha dei riflessi di carattere fiscale che è legata al tipo di regime di contabilità adottato. Parlo del regime della legge 398 del 91 perché è quello più diffuso, il cosiddetto regime forfettario. Per chi appunto ha tra i suoi ricavi le sponsorizzazioni si trova a dover adempiere sostanzialmente a 2 obblighi. Il primo è di versare una certa percentuale di IVA che dirò fra un attimo e a determinare il reddito imponibile, quindi quello su cui si vanno a pagare le tasse, secondo una percentuale prestabilita dalla legge. L'IVA da versare, che ammonta appunto, dicevo, al 21% del corrispettivo pattuito, va versata nella misura del 90%. Per quanto invece riguarda la parte imponibile, la legge 398 del 91 riconosce a questa tipologia di soggetti una forfettizzazione generalizzata dei costi pari al 97%, quindi significa che il mio reddito derivante da quella sponsorizzazione sarà pari esclusivamente al 3% del corrispettivo pattuito al netto IVA. E qui abbiamo capito perché servono i tributaristi per le associazioni, detto certo. molto francamente. Niente, questi sono anche le remore che molti hanno nel fare e nel costituire un'associazione, no? Per cui non sapendo quali sono i principali compiti da osservare nell'atto di questa costituzione, molti decidono di non farla. E allora la domanda che le faccio io, un'associazione di tipo semplicistico, la più semplice che c'è, quali obblighi ha nei confronti comunque del fisco? Le faccio un esempio: se un'associazione ha solo il codice fiscale, sì, ad esempio, ha degli oneri particolari rispetto naturalmente a chi ha la partita IVA, che ha oneri completamente diversi, dei quali lei prima faceva cenno. Più pesanti, esatto. Certamente. La risposta ovviamente è sì. Anche le associazioni che sono, per così dire, dotate solo del codice fiscale hanno degli obblighi di carattere fiscale, ma soprattutto civilistico. Innanzitutto esiste una norma, cercherò di dirla rapidamente anche perché parlare di numeri e di commi è sempre antipatico, è l'articolo 148 8° comma del testo unico delle imposte sui redditi, il cosiddetto TUIR, che stabilisce e detta le regole che devono essere contenute nello statuto di tutte le associazioni che hanno anche solamente il codice fiscale. Una regola fondamentale è quella del rispetto della democraticità, un'altra regola fondamentale è quella della trasparenza, un'altra regola fondamentale richiamata proprio questo, principalmente per questi soggetti, diciamo così, più piccoli se vogliamo, come dimensioni, è il fatto di riunire almeno una volta l'anno l'assemblea degli associati per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. Ecco quindi che anche chi ha solo il codice fiscale e si autofinanzia sostanzialmente, si trova ad avere degli obblighi ben precisi che, e qua parlo di una delle mie purtroppo ultimamente molto più diffuse attività professionali, in sede di verifica o controllo da parte degli organi preposti come la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate o anche la SIAE, le prime cose che vengono richieste in sede di accesso sono proprio queste qui. Quindi lo statuto, i libro verbali delle assemblee degli associati, nonché l'elenco dei soci. Ecco, qui magari faremo un dettaglio. I nostri telespettatori non lo sanno, ma faremo
ogni settimana delle pillole con delle specifiche Degli su questo tipo di situazioni, quindi approfondiremo, ecco, perché sennò purtroppo il tempo è tiranno, come lei sta vedendo l'orologio scorre, quindi abbiamo qualche... Ecco, l'ultima domanda, ed è la più, le chiederei di essere un po' veloce, sintetico. Certo. Quali sono le scadenze fiscali che un'associazione, diciamo, deve osservare? Quindi pagamento IVA deve farlo Per chi opta per la legge 398 del 91, le scadenze gli obblighi sono ridotti veramente all'osso. Sostanzialmente i soggetti che hanno optato per questa legge agevolativa devono versare l'IVA ogni 3 mesi entro il 16 del secondo mese successivo dopo il trimestre. Le dico rapidamente: per il primo trimestre sarà il 16 maggio, per il secondo trimestre il 16 agosto e così via. Quindi 4 scadenze fisse per il pagamento dell'IVA. Tengo a sottolineare che comunque questi soggetti sono anche tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, il cosiddetto modello unico, la cui scadenza perentoria per l'invio, che non può essere fatto in modo cartaceo, ma deve essere fatto sempre per via telematica tramite o un professionista o un'associazione di categoria o direttamente dal soggetto tramite il canale fisco online, va fatto comunque, dicevo, entro il 30 di settembre dell'anno successivo a cui si riferisce l'esercizio, oppure entro i 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e le tasse vanno pagate sostanzialmente in 2 momenti ben precisi. Parlo delle tasse legate al modello unico. Entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso coincidente con l'anno solare 16 giugno, e il secondo saldo e primo acconto. Il secondo acconto entro il 30 di novembre, cioè entro 11 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Queste incombenze purtroppo non sono facoltative, sono obbligatorie. Perfetto, qui avremo molto ancora di cui parlare, per cui magari ci rincontreremo in un'altra occasione per specificare alcuni argomenti di interesse comune. Niente, io a questo punto vi ringrazio per la cortese attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Rimanete sempre sintonizzati, sempre sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel. Buonasera a tutti. Arrivederci.